Euroregione News. Divario digitale, scuola da casa, Friuli Venezia Giulia dopo gli ultimi. Che la situazione in buona parte del Friuli Venezia Giulia sia indecente dal punto di vista della connettività era già noto a quasi tutti da sempre. Nel 2020, con l'esigenza di fare FAD, DAD, FOL o qualche altro inutile acronimo per indicare le lezioni che si svolgono da casa con gli studenti e gli insegnanti connessi a distanza tramite internet, la criticità ci è esplosa in mano, soprassedendo sul fatto che qui nel terzo mondo si fanno ancora spendere tanti soldi alle famiglie per acquistare ogni anno libri di testo cartacei anziché imporre l'utilizzo di PC e tablet per gli scolari. Tanti si sono trovati in difficoltà proprio per l'indisponibilità di connettività sufficiente per le videoconferenze. Affrontare ore di lezioni a distanza è difficile per tutti, se poi ci si deve recare in municipio da parenti o amici in città per potersi connettere, sicuramente non agevola l'apprendimento. Al di là delle difficoltà tecniche e quelle logistiche, chi deve fare formazione, tanto quanto i discenti, si trovano assolutamente a disagio nello svolgere gli studi via web rispetto alle classiche aule in presenza, soprattutto nel caso di gruppi numerosi. Abbiamo chiesto al docente Loris Comisso qual è la situazione attuale. Innanzitutto credo che la didattica a distanza è in questo momento storico uno strumento utile e è diventato uno sostegno, una stampella per l'insegnamento, per gli insegnanti e i formatori in generale. Tuttavia esiste il rischio molto serio di sopravvalutarla, confondendo un freddo trasferimento di informazioni con l'educazione. Il rischio è ancora più elevato fra i non addetti ai lavori, come le famiglie prima di tutto e gli allievi di qualsiasi età. Meglio uscire dalla retorica della tecnologia onnipotente che negli ultimi mesi ha preso il sopravvento, soprattutto se si parla di formazione, se si parla di insegnamento, se si parla di educazione. Un computer non sostituisce un essere umano. La didattica a distanza, da questo punto di vista, ha seri limiti, anche se può completare, può integrare i progetti di insegnamento. Il primo limite è che non si riesce a mettere al centro dell'attenzione l'allievo, il discente, come essere umano, con i suoi talenti, con i suoi comportamenti. Non si riesce ad avere un approccio personalizzato. Poi c'è il limite del tempo di apprendimento. Ognuno di noi ha un ritmo di apprendimento, il rischio è dare per scontato che tutti debbano arrivarci con gli stessi modi e con gli stessi tempi. In più, al di là dei giochini didattici che si possono mettere in campo o inventare online, risultano assenti le simulazioni, le esercitazioni pratiche. In pratica la relazione fra i discenti manca la socialità. Poi per i docenti c'è il limite di coordinamento delle lezioni, della fase empatica, della fase emotiva con gli allievi. Sempre per i docenti c'è una verifica approssimativa del non verbale e soprattutto dell'attenzione di colui che è presente dall'altra parte. A me capita di fare lezione online e parlare dei pallini con su scritte le iniziali del nome e del cognome dei partecipanti. Se poi dall'altra parte si stanno facendo il bidet, poco male, Posso anche appellarmi alla responsabilità individuale, ma in Italia, a proposito di responsabilità individuale, aspetta e spera che poi si avvera. In poche parole, cosa dire della didattica a distanza? È un ottimo strumento per trasferire contenuti in determinati momenti storici come questo, oppure a completamento di progetti formativi, è un ottimo strumento, ma per favore siamo seri. Tutto ciò che è relazione è molto compromesso. E per chi mastica un po' di comunicazione sa benissimo che per mettere in comune un messaggio ha più importanza la relazione rispetto all'aver messo giù bene un discorso sul contenuto. Al di là della didattica a distanza, poi ci vogliono docenti capaci di stregare l'attenzione degli allievi e delle persone. Per quello che ne so e per la mia esperienza, se chi frequenta 10 corsi di formazione con altrettanti formatori diversi e ne trova un paio di loro dotati di carisma, comunicazione e di intelligenza emotiva, per quanto mi riguarda può fare salti di gioia. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.